Senti, il fatto che ci siano tutti questi musi lunghi con un pareggio significa che la- insomma, vivete questa partita, avete vissuto questa partita in maniera molto molto intensa. Sicuramente sì, c'è rammarico per non aver portato a casa il bottino pieno. Abbiamo avuto l'opportunità con varie occasioni che non abbiamo sfruttato e poi abbiamo pagato un episodio. C'è rammarico perché comunque andiamo sempre ed esclusivamente in campo per vincere. Cosa aveva detto il mister adesso alla fine della partita? Il mister non ci ha detto ancora niente, sicuramente analizzerà questa partita in settimana. E sicuramente dobbiamo rimboccarci le maniche subito e cercare di assorbire sto colpo. Per noi può essere un colpo, però testa alta, comunque siamo ancora là davanti, nulla è così compromesso e dobbiamo continuare, andare sempre forte e probabilmente cercare di fare ancora meglio, perché quello che sta facendo non è ancora del tutto sufficiente per poter rimanere là in tranquillità, diciamo. Allora, il capitano prima ha parlato di 2 punti persi, in realtà è un pareggio che però state vivendo, diciamo, come se fosse una sconfitta. Ma come ti ho detto la volta scorsa, quando tu lotti per vincere, il tuo obiettivo è solo quello, ogni volta che pareggi non devi mai accontentarti, per te devono essere sempre 2 punti persi. Poi sappiamo che le nostre capacità sono migliori rispetto a quelle che presentate oggi. Dobbiamo migliorare quando dobbiamo adattarci a campi in cui viene meno il gioco tecnico, ok? Però è normale che la viviamo così, però testa alta, si va avanti, siamo sempre primi. Mister, oggi si porta a casa un pareggio che però ha il sapore della sconfitta quasi. Sì, soprattutto per il primo tempo, perché l'abbiamo affrontato in maniera diversa rispetto ai nostri primi tempi classici, dove avevamo anche ottimi ritmi, non siamo riusciti a far gol, abbiamo avuto più occasioni, poi nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo. Quando poi la partita si è messa un po' più sulla guerra, troppi di noi sono spariti e non hanno capito che bisognava affrontarla in maniera diversa, però insomma tutto sommato un punto e va bene.